bloccati, sì. E sono per essere bloccati a Francesco Fiori che sono buonissimi. Seguito a ruolo invece arranca un pochetto, perde 20 decimi, comincia nei doppiati, lasciano strada sportivamente sia Simone che Enrico. Anche se si sente tutto dopo su YouTube. Infatti sta perdendo millimetri su millimetri muscolare alla mano che cerca di riposare, probabilmente per troppo più che alla mano, probabilmente problemi al gomito. Francesco Pinco intanto comincia a farsi sentire Samuele che ha preso 5 metri dal pippone di Gianni. Attenzione, ora il Tamburello fa benissimo, vediamo l'ingresso della destra e Tamburello non ce la fa, ma terminerà per loro il 14° giro, quindi il prossimo daremo vengono esposti ora i 5 giri, Simone e Enrico che effettivamente passa per la terza posizione Samuele, non riuscire a fermare il piccolo margine che lo distanzia da Gianni, però deve difendersi dall'arrembante Tine Norma fortissimo all'ingresso della Montanelle. Non ce la fa, chiude la traiettoria Samuele, quindi problemi stretti, siamo a 4 giri al termine. E vediamo sono tra l'altro tutti e due della stessa categoria della Open A, quindi si stanno giocando alla seconda posizione di categoria, terza assoluta. Passa ora sul traguardo Francesco Finco, tra mezz'ora passerà anche Gianni. È un signor girare. Ora Samuele, impezzabile, Dire lo fotocopia. Ora si metterà per difendersi. Sono il Tamburello.
Samuello, Minerali che ha un lungo sinistro doppio, non te la fa rimanere in scia, forse la staccata della motorella, ma in scia, bellissimo la modalità totale tra il vittorioso, il traguardo, Francesco Finco, che vince la categoria un dato dinamo. Samuele ce la fa a difendersi da Time, quindi il salvo in campo per non centrare Massimiliano, è ancora un po' frastornato dal volo. Niente di grave, comunque il pilota in piedi, Ian sembra effettivamente aver messo, probabilmente ha fatto qualche regolazione tra gara 1 e gara 2 che gli è andato con 2 decimi. Quel decimino che gli permette di guadagnare metro su metro. Numeri qui dei doppiaggi. Passa Iari, attenzione perché Iari Elli ha sempre quei 12 metri da Lorenzo e non molla, determinato ad arrivare in sotto. Vediamo se ce la fa perché il ritmo è quello. Andrea Paccagnella, ce la può Andrea a mantenere la posizione, aveva perso velocità sul rettilineo, gli si era impennata la moto. Pirazzi Un po' spericolato, 6 mi sembra aver recuperato 3 metri su Lorenzo che ora bandiere blu lì in fondo, che Lorenzo sta per bandiere blu, che Lorenzo sta per doppiarli. Arriva su come un cacciatorpediniere e incollassano sportivamente strada tutti e due, quando si appaiano entrano alla cosa. Che passaggio che ha fatto Riccardo Bonaccino, che dovrà cercare il e Riccardo riesce a recuperare un posto su Andrea, ma Andrelli fa un rumore strano alla moto di Riccardo.